amici bellini, allora conferenza subito, non ci pigliamo troppa conferenza nel caso in cui non ci fossero poi traduttori eccetera eccetera, perché è un po' strano, ma non so se è colpa della recuperiamo anche le pagelle perché dobbiamo mettere tutto a posto. Cominciamo. Allora, amici belli, abbiamo aspettato perché il Napoli era un po' in ritardo. Ovviamente non diamo colpe di cui non sappiamo, potrebbe essere stato l'Ajax che li ha fatti ritardare, non sappiamo nulla, quindi però benvenuto Luca di Cesare, iscrivetevi al canale perché qua ci divertiamo ad analizzare anche le virgole di quello che riguarda il Napoli, perché non possiamo farne a meno, siamo innamorati. Io adesso recupero le pagelle, vi devo far vedere una cosa, ci sarà un voto alto che non vi aspettate, vediamo, però andiamo tutto con calma e con precisione per quanto possibile. Voi nei commenti il like l'avete lasciato? Perché gli amici bellini lo sanno, io ascoltavo la conferenza su YouTube dagli amici di Calcio Napoli 24 e c'erano tutti gli amici bellini che dicevano ma non c'hai il che fare. Sì, ce l'ho il che fare, però facciamo in fretta, lasciamo il like e arriviamo a 500 che sennò è il minimo proprio indispensabile. Allora, gli si chiede a Meret ovviamente che è scattato qualcosa eccetera eccetera, Spalletti subito interviene, ti aiuto io, ti rispondo io, adesso ti faccio giocare, questa poi è la differenza che è scattata eccetera eccetera. Meret, e non ci aspettiamo niente di diverso, parla di... Allora io mi voglio spostare, ma sì, mi sposto prima perché con l'Amrabat Tatti vedi che c'è già pronto eventualmente, perché adesso facciamo la probabile formazione, però ci mettiamo Meret qua giusto per... Sembrava un po', capito? Più che timido, secondo me infreddolito, ma non so che tipo di situazione ci fosse all'Ajax Amsterdam Arena, Cruyff eccetera eccetera. Insomma, le risposte di Meret sono tutte di calcese, anche se qualche cosa la dà bella pesante. Ci dice che l'accordo per il rinnovo del contratto c'è, però si concentra sul campo. Quanto è importante Sirigu! È molto importante l'Ajax, la qualità, che si deve, i tiri da fuori, i calci piazzati, dobbiamo essere pronti su tutto. La differenza tra K2 e Kim, fai i complimenti a Kim e poi sottolinea io richiamo la difesa, voi dite sempre il contrario ma sono anche io che richiamo la difesa. L'ottima Claudia Vivenzi, io lo dico sempre perché lei è sempre ottima, ci dà un dato preciso, l'87% di precisione dei passaggi, mi pare sia il secondo portiere in Italia. E Meret si toglie anche lo sfizio di dire sì, però non si giudica un portiere per esempio da un errore con i piedi, come a dire che vi dovete perdonare per quella cosa là. D'altra parte ne faceva anche Ospina. Lui dice sì, io mi sto prendendo questa responsabilità, sto lavorando, ma è merito anche dei movimenti che fanno poi davanti a lui i difensori e i centrocampisti. È il miglior momento della tua carriera, sì, ma anche il momento con Ancelotti dove avevo più continuità. Chiudiamo Meret velocissimamente, anche perché c'è poco da sviluppare. Poi si parla di arrivo Spalletti e noi non sappiamo che domande gli hanno fatto in olandese, perché suppongo fosse olandese. Poi ci sono stati alcuni giornalisti, un paio messicani, che se ne sono andati verso l'inglese. Non abbiamo traduttori, non sappiamo eccetera eccetera, non sappiamo nemmeno se poi l'hanno tradotte per loro in separata sede. È molto strano, per essere una conferenza Champions è molto strana questa roba. Comunque l'Ajax di quest'anno, evidentemente gli chiedono un paragone tra l'Ajax passato e l'Ajax di quest'anno e le dice ma io ho visto, mi sono concentrato sull'Ajax di quest'anno, due squadre, l'Ajax e il Napoli, che si assomigliano eccetera eccetera. Seconda domanda poi, Spalletti tutto concentrato, mettiamolo Spalletti perché Spalletti, non voglio mettere sempre il capoccione di Spalletti, eccolo qua, e proprio quello della conferenza stampa così. Spalletti tutto concentrato e dice mi serve un punto, ho bisogno di un punto, per che cosa? Come a dire, forse la domanda è un pareggio, gli sta bene con un punto, comunque vi sentite qualificati? Non lo sappiamo, lo possiamo solo indovinare. E poi si aggiusta la domanda play to win e lui dice sì, molto meglio così, noi giochiamo sempre per vincere, perché se giochi per il pareggio l'Ajax ti frega eccetera eccetera. Politano Lozano, ovviamente dal Messico arriva questa domanda, non abbiamo capito se la domanda è effettivamente
Politano che è uscito coi crampi, perché questo che noi sappiamo, che Politano è uscito coi crampi, farai giocare Lozano oppure ancora Politano è pronto, e Spalletti comincia a innervosirsi perché l'ha già spiegata bene questa cosa, è una rosa da Napoli, capitano che 2 o 3 titolari a volte giocano titolari al posto di altri 2 o 3 titolari, quindi non ci devono essere riserve, e già la sappiamo questa cosa qua. Andiamo veloci. Cruyff Arena, tu vieni dal Maradona, dallo stadio Maradona, quanta emozione, quanto ti emozioni, è bellissima la vigilia di Natale, vabbè, buona vigilia di Natale a tutti. Dove può ancora migliorare il Napoli? Ci dice Spalletti, cerca disperatamente di dire qualcosa di diverso delle solite cose che ci ha detto. Ragazzi, dove può migliorare il Napoli? Nel vincere sempre, nel continuare così. Se si arriva da delle vittorie è chiaro che ci sono delle sbavature in difesa che tu puoi aggiustare. Spalletti ci dice una cosa, ci dice l'etica negli allenamenti, se tu negli allenamenti metti sempre quel qualcosa in più, poi dopo te lo ritrovi in campo, lo sappiamo, sono cose, finché si vince, se cominci a perdere allora poi si parla eccetera eccetera. Una cosa sta alla fine, la domanda dove si può migliorare il Napoli, ma Spalletti non certo può dirlo. I complimenti di Schroeder, lui dice esagerato con i complimenti, perché Schroeder dice addirittura il Napoli è meglio del Liverpool eccetera eccetera. Chiaro, se vedi poi la partita si può dire, ma dice Spalletti, dice bla 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 bla, e poi dice domani non ci saranno cervelli distratti, e qui ma finora io proprio cervelli distratti non ne ho visto, e quindi andiamo. E la squadra più forte che ha allenato Spalletti, Spalletti se la prende larga la risposta, dice noi dobbiamo spingere senza incoscienza, si può far meglio, un po' come a dire sempre, ricordatevi sempre dell'equilibrio, non è che questa è una squadra più forte, ho avuto probabilmente squadre più forti, non lo so perché non la risponde effettivamente la cosa, però noi dobbiamo migliorare, si può ancora far meglio e si può spingere ma senza incoscienza, sempre l'equilibrio. Qualificazione, insomma vuole tirare un po' le briglie, probabilmente l'eccessivo entusiasmo Spalletti sa che può essere pericoloso. Qualificazione, si risolve la qualificazione con queste 2 partite con l'Ajax. Spalletti che mi deve rispondere? Dipende dai risultati, perché è chiaro che se siamo straordinari e vinciamo le 2 partite con l'Ajax è chiaro che ti senti più al sicuro con la qualificazione, ma noi siamo pure quelli là che con 12 punti uscimmo, quindi mi sembra veramente peregrino dover pensare che la risolviamo subito, partita dopo partita. L'Ajax è una squadra forte come noi, forse con un po' più di esperienza di queste partite internazionali. Lo sviluppo di Lozano è un giocatore fondamentale, ma ne ho anche altri, stessa domanda, stessa risposta. Cosa la incuriosisce dell'Ajax? Perché dice che l'Ajax pure è stata protagonista di una rivoluzione di mercato quest'estate. Cosa la incuriosisce dell'Ajax di adesso rispetto all'Ajax del passato? Spalletti resta spiazzato dal tipo di domanda, nata a voto, io ho studiato l'Ajax questo qua, vi posso parlare dell'Ajax di adesso, non mi interessa l'Ajax del passato, di quando ero bambino o dell'anno scorso, lo dobbiamo affrontare, e quindi ci ricorda e ci dice una cosa che potevamo anche intuire: hanno la qualità per costruire bassi o possono fare la pallata per giocatori sia tecnici che fisici. E poi arriva il domandone su Di Lorenzo. Secondo me, mi pare fosse Info Napoli 24, non conosco il giornalista, ma secondo me la pone bene, nel senso che è una domanda scomoda, però non la dice con quella cattiveria, con quel veleno di mettere in difficoltà. Dice di San Lorenzo molto importante, mai sostituito eccetera eccetera, Zanoli lo ritieni pronto oppure ti inventi qualcosa, finisci col giocare a 3 eccetera eccetera. Spalletti risponde che più di uno sono da considerarsi titolarissimi, nel senso che hanno poi un minutaggio elevato, non solamente Di Lorenzo, e noi con Guido Gentile li abbiamo visti i minutaggi di quelli là che giocano sempre eccetera eccetera, che sono difficili da sostituire, però sono costantemente monitorati per vedere se poi hanno recuperato e possono affrontare la prossima partita senza problemi e senza rischiare l'infortunio. In pratica ci sta dicendo che Di Lorenzo non subirà nessun tipo di turnover, mentre con Politano, Lozano, Rui, Oliveira, Raspadori, Simeone sono tutti titolari così. Di Lorenzo invece no. Di Lorenzo è da considerarsi titolarissimo
inamovibile, professione capitano, è più un robot che un essere umano, cosa che noi apprezziamo di Lorenzo, ci ricordiamo Callejon, però poi se poi si arriva al momento che, perché adesso noi facciamo le pagelle, togliamo Spalletti da mezzo, mettiamo i giocatori in campo e sulle pagelle io non do un cattivo voto a Di Lorenzo, gli do la sufficienza, ma le azioni del Torino sono arrivate dalla sua zona ancora una volta. Allora io non dico che Di Lorenzo deve sedersi in panchina e che Zanoli è meglio, anche perché Spalletti ci dice Zanoli è un giocatore moderno, gli piace attaccare, quindi evidentemente lui sa che con Zanoli ha meno equilibrio, ha meno garanzie in difesa, eccetera. Sicuramente Di Lorenzo ha più esperienza, però Di Lorenzo non è che sta facendo una partite difensive eccellenti dove lì non si passa. Di Lorenzo a me sta piacendo di più in attacco, propositivo in attacco, fa le sovrapposizioni interne ed esterne, è arrivato un'altra volta al tiro di sinistro, stava facendo il gol alla Gulam, non so se ve lo ricordate, quel gol che fece Gulam, di destro tra l'altro, e insomma dobbiamo valutare, quando poi io mi fido di Zanoli, quando poi però valutiamo il momento, e quindi il momento vuol dire pure che dipende dall'avversario, dipende da come sta, insomma il quando. Praticamente ragazzi, il Napoli dove può migliorare? Serviva Singo, ve lo dico tranquillamente, per avere, ma pure Singo magari non difende, quindi non si fida, però vabbè, questo è tutto. Meret, andiamo ai voti e recuperiamo, vi devo far vedere 2 screenshot, non andate da nessuna parte, lasciate il like perché con gli screenshot che vi faccio vedere vi giustifico un paio di voti alti. A Meret io do 6 perché secondo me è un pochino colpevole del gol preso, si piegano un po' le mani, però il pallone arriva improvviso da molto abbastanza vicino, insomma 6 perché comunque fa 2 bellissime parate e posso alzare anche a 6,5. Peppe, decidi tu, perché mi piace l'ostinazione con cui poi lui senza paura ha cercato questi passaggi verso Raspadori, rasoterra, sempre preciso eccetera eccetera. Quindi Meret 6 più 6,5, non più di questo, 6 sufficiente, perché mi piace sottolineare che si sono piegate in mano, ma anche che sta facendo bene di testa. Di Lorenzo gli do 6, ovviamente la sufficienza la raggiunge, però da quella zona stanno succedendo delle cose da più partite e non sono gravi perché il Napoli vince lo stesso, però se poi succede ci dispiace, non è il caso. Il capitano che non si riposa mai, Rachmani 7, sfiora anche il gol di testa, non ce lo dimentichiamo. Kim 7, blocca tutto quello che deve bloccare, anticipa eccetera eccetera. Mario Rui 6,5, un mezzo voto in più perché comunque fa quell'assist, potrebbe anche essere un 7 meno, 6,5 per Mario Rui. E vi faccio vedere il primo screenshot che poi porta una firma interessante. Ma faccio vedere una cosa, ma se faccio così se ne scende, lo so, ma quello poi sono le priorità, andiamo veloci perché poi parla sempre tu. Questo è il momento così, guardate se è bello smarcato Mario Rui in questa fase. Perché? Perché poi Kvara sta bello alto, non lo vedete nemmeno nell'inquadratura. Però chi è che gli passa il pallone a Mario Rui? Arriviamoci con calma perché sennò facciamo confusione, devo arrivare al voto finale. Lobo gli diamo 6,5, molto ingabbiato con queste messe marcature, però è sempre bello da vedere, si è preso un pallone in difesa, poi si è girato su se stesso, ne ha superati 3 o 4, proprio bello. Anghissà, c'ha 9, segna di testa, riempie l'aria, si fa tutta la scorribanda, decide di tirare di punta, è un giocatore di un altro livello proprio. Do 7 a Zielinski, o 6,5, Zielinski perché vi devo far vedere una cosa bella che ha fatto. Ha giocato un pochino meglio, un pochino peggio, un pochino così. Lo screenshot vi dimostra che questo è il gol di Kvaratskhelia e questo pallone che poi viene sbagliato, credo sia Gigi la trottola, su un passaggio di Mario Rui interviene Gigi che la tocca male, Zielinski di prima, senza controllare, senza niente, di sinistro lancia Kvara sulla corsa che poi si involerà e farà questa cosa qui, mentre poi gli si vuole poi anche portare la maglietta a casa e lui resiste di forza, la tocca piano, la mette sul palo. Quindi Zielinski 6,5, ragazzi, non sottovalutate la prova di Zielinski perché ci ha messo lo zampino anche questa volta. Kvara che mi sono scritto 6,5 anche lui perché non ha fatto tantissimo, ma quel gol gli garantisce di andare oltre la sufficienza.
Apolitano anche lui 6,5, perché poi mi arrivano le telefonate e non è il momento ancora. Aspettate un secondo, iscrivetevi al canale Telegram. Anche Politano 6,5 per quell'assist che fa per Anghissà. Non lo so se si considera assist, però io ve lo faccio vedere qua, perché non ve lo faccio vedere perché non è quello che vi voglio far vedere, come si vedono i video che devono svilupparsi in un certo modo. E quindi ci siamo. Io a Raspadori do 7 e vi spiego il perché. Raspadori, la prima punta non la può fare. Va benissimo, però se guardate gli screenshot che vi ho fatto vedere, allora in questo qua è Kvara e non ci interessa, in questo qua è Zelinski e non ci interessa, ma in questo qua la palla a Mario Rui la dà Raspadori, che viene incontro, la controlla e di sinistro la gira sul giocatore libero, e nel frattempo era venuto così tanto dentro che il difensore del Torino non è riuscito a stargli dietro. È chiaro Spalletti? Lo Spalletti lo sa benissimo. E poi un'altra cosa che vi dovevo far vedere è sul gol di Anghissà il secondo, perché sul gol di Anghissà il secondo lo stesso Anghissà cerca di passarla a Raspadori, il passaggio di Anghissà non è precisissimo, interviene il giocatore del Torino, ma guardate Raspadori come tosto, entrerà in contrasto, recupererà il pallone, Anghissà la riprende, la lascia a Politano che fa l'1-2 di prima e poi se ne va Anghissà. Raspadori, guardate dove sta, questo è il gol del Napoli, senza quel contrasto di Raspadori Anghissà il gol non lo faceva. Da New York non è tutto, sapete perché? Perché dobbiamo ipotizzare che Raspadori, dopo aver giocato anche in nazionale, dopo aver giocato così, lascia la titolarità, sono tutti titolari, a Simeone. Chissà se Lozano lascia che sono tutti titolari a Politano. Il resto io non lo cambierei. Abbiamo l'ipotesi Zielinski in Ndombele, se Ndombele ha deciso che sta un po' più in forma e magari Spalletti ha visto Zielinski un po' in flessione, non per me. E sempre Mario Rui Oliveira, vediamo se Oliveira è la scelta per queste partite dove ti serve anche un po' più di fisicità. Il resto io non lo cambierei. Ci parlavano di Rachmani con qualche acciacco fisico, ci mettiamo JJ o Ostigard, ovviamente è sempre la scelta a chi sta più sicuro, ma direi più JJ spostando Kim dall'altra parte perché ha un po' più di esperienza internazionale. Da New York Valerio Fluido è tutto. Mamma mia, ce l'ho fatta sotto i 17. Ma voi avete detto che vi piacciono i film lunghi e ve li vedete lunghi. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.